La famiglia Canella del gruppo Ali dà un nuovo volto alla zona della Bissuola, spesso al centro di polemiche per mancanza di sicurezza e spaccio. Abbiamo riqualificato un ex magazzino che c'era prima qua, che era un po' abbandonato da tanti anni, quindi noi abbiamo riqualificato questa zona facendo questo punto vendita per servire i clienti. Il prossimo passo sarà occuparsi dell'area dell'ex Umberto I, da tempo luogo di degrado che il gruppo si è aggiudicato all'asta. Vogliamo fare anche lì una opera di qualità come questo punto vendita, dove la sostenibilità, la qualità e il servizio sono al primo posto. Là ci vorrà un po' più di tempo perché vogliamo fare una cosa bella, perché lì siamo in centro città e quindi dobbiamo assolutamente avere tanta qualità e tanto servizio di quello che vogliono i cittadini. Nel rispetto dell'ambiente. Noi crediamo molto all'ambiente, quindi tuteliamo l'ambiente. Dopotutto siamo un'azienda che ha piantato quasi 12.000 alberi per l'ambiente, per migliorare l'ambiente. Questo punto vendita, oltre ad avere il full LED, gli impianti domotici, abbiamo i frighi chiusi, abbiamo anche le tavelle esterne che sono un nuovo sistema per assorbire tutte le polveri sottili. E queste tavelle esterne assorbono tante polveri sottili come se ci fossero 94 alberi fuori. Concettualmente come trovarsi in un bosco, e l'arte contribuisce sostanzialmente grazie alla splendida opera dello street artist padovano Alessio B, che si affaccia sul quartiere. È stato pensato e realizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica nel momento attuale in cui si trova il nostro mondo. Noi nell'ultimo periodo abbiamo distrutto più che nel lungo periodo, ok? Perciò l'ultima generazione, che è questa dei ragazzini, dovrebbe aiutare a noi e agli altri a ricostruire, rimodellare, ripristinare le condizioni. Permette di utilizzare una vernice assolutamente naturale, composta di elementi naturali, che ha la capacità di distruggere l'88,7% di tutti gli inquinanti con i quali viene a contatto e di distruggere il 99,9% di tutti i batteri con i quali viene a contatto. Si attiva con la luce solare messa all'esterno di un edificio. Riesce ad abbattere ogni 12 metri quadri di pittura l'equivalente dell'inquinamento prodotto da un diesel Euro 6 al giorno.